Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, 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 zum, 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 la canzone che mi passa per la testa, non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa zum, 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 la cantavo stamattina appena sveglia e cantando ho pensato che non è poi tanto male, specialmente nel pezzetto che fa zum, 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 però se va avanti così finisce che questa canzone diventa una tale ossessione che parlo soltanto facendo ogni tanto zum, 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 la canzone che mi passa per la testa, non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa zum, 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 più ci penso più mi sembra che era un coro di bambini che cantava nel cortile di una scuola ripetendo sempre stamattina la cantavo io soltanto, ma stasera già mi sembra di sentire chiaramente. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1164 di oggi, martedì 31 marzo dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma veniamo a noi, avete ascoltato il disco start, Mina, l'immensa, indescrivibile Mina con Zoom Zoom Zoom, anno di grazia 1968, che fu anche quello di una celeberrima, è vero, canzonissima. Ammazza che bell'italiano. Adesso però vi ricordo, come sempre, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 se volete dire la vostra attraverso il telefono quando ve lo dirò io. E una cosuzza che vi voglio leggere prima di passare al diritto e rovescio, giusto perché lo sappiate. Stamattina il presidente Trump si è premurato di scrivere questa cosuzza qui su Truth, il suo social. Ve la traduco dall'inglese. Ho un suggerimento per voi, tutti quei paesi che non riescono a prendere il cherosene a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, come per esempio il Regno Unito, che si è rifiutato di dare una mano a decapitare l'Iran. Punto 1. Compratevi il cherosene dall'America, ne abbiamo un sacco. Punto 2. Provate a prendere, sia pure in ritardo, il coraggio a due mani, andate nello stretto e prendetevelo, se ci riuscite.
Dovrete imparare a come combattere per i vostri interessi. Gli Stati Uniti non saranno più qui a darvi una mano, mai più. Così come voi non siete stati qui quando abbiamo avuto bisogno di voi. L'Iran è stato essenzialmente decimato, la parte più difficile è fatta. Adesso andatevi a prendere il vostro petrolio. Presidente Donald J. Trump, ok? Quindi quando la benzina arriverà a 2,50 € vedremo se l'Europa deciderà. Anzi, a proposito, ma voi vi immaginate la situazione, no? Siccome si è parlato molto di diplomazia, di aprire Hormuz con la diplomazia, sapete chi è l'inviato dell'Europa nel Golfo Persico per quanto riguarda l'energia? Sì, proprio lui. Paura, paurissima, l'onorevole Luigi Di Maio. Pensate, andrà lui a sedersi con gli ayatollah a Teheran a dire loro di riaprire lo stretto di Hormuz. E adesso, implacabile come sempre, diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Vai pure Natalia, grazie. Sciara è una lei, quindi è conosciuta solo con il nome. Ha fondato un partito di centrosinistra 1 anno e mezzo fa, che però alle ultime elezioni politiche ha preso solo il 4,98% dei voti. Non avendo superato la barra del 5%, Sciara ha ottenuto nessun parlamentare. Gli sono mancati infatti solo 9.529 voti, come dire l'equivalente degli abitanti di un paesino, e ciò ha deciso il futuro della Germania e quindi anche dell'Europa. Adesso però Sciara ha presentato un ricorso di 177 pagine alla Corte Costituzionale tedesca contro i brogli elettorali che avrebbe subito il suo partito e che il settimanale Der Spiegel giudica motivato. Se Sciara vincesse otterrebbe 34 seggi al posto di 0 e siccome il governo tedesco fra cristiani sociali e sociali sempre implacabile il nostro Pierluigi Magnaschi. Andiamo a dare anche un'occhiatina alle ultime notizie alle 18 e quasi 22 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Qui l'ANSA, il caso non fu un'intossicazione ma un duplice omicidio. Madre e figlia sono morte avvelenate, la donna e la quindicenne morirono dopo i pranzi di Natale in Molise. Ancora, Meloni riferirà il 10 aprile alle Camere sui provvedimenti del governo. L'intervista all'ANSA, l'ambasciatore dell'Iran a Roma, Khamenei è nel paese e lo guida. La vicenda, Crosetto nega l'uso di Sigonella, Palazzo Chigi, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi. Nel frattempo c'è anche una scheda dell'ANSA, droni e tanker, cresce l'attività a Sigonella per la guerra. Ancora la crisi sull'isola. La petroliera russa attracca a L'Avana, Cuba torna a respirare, il carico arrivato da Mosca coprirà il fabbisogno per solo 2 settimane. L'ultimo spettacolo per Riondino, in chiesa lacrime in Maracaibo, ricordi, poesia, tanta musica dall'Italia e dal mondo per l'artista morto a 73 anni. A 10 anni dalla morte, il ricordo di Giulio Regeni in 76 università, i genitori traditi dai governi. Diamo anche un'occhiatina alla BBC che apre appunto con il messaggino di oggi di Donald Trump all'Occidente e in particolare il fatto che se vogliamo ora il petrolio ce lo dobbiamo andare a pigliare. Ma detto ciò, qui Parlamento. Qui Parlamento. E io do il bentornato all'onorevole Luca Toccalini. Buonasera, come sta? Eccoci, buonasera a tutti. Ben trovato. Allora, sappiamo già da Laura Ravetto che è stata in trasmissione oggi pomeriggio, che oggi è stata giornata di fiducia e anche giornata di DL bollette, o sbaglio? Sì, abbiamo votato la fiducia alle 2, adesso siamo in fase di dichiarazione di voto finale e poi verrà approvato definitivamente il provvedimento dopo l'analisi che abbiamo fatto degli ordini del giorno. Molto bene. Tra l'altro so che è un periodo in cui
si lavora anche sul tema dell'idroelettrico, sul tema anche dello stop al telemarketing telefonico e la tutela anche degli impianti a biogas. Quindi diciamo che ci occupiamo molto non solo di famiglie e consumatori, ma anche del mondo dell'agricoltura. Certo, perché poi questo decreto, appunto, al di là degli aiuti alle imprese e alle famiglie, che sono sempre doverosi e necessari, faccio un esempio su tutti: ci sono 115 euro in più a disposizione delle famiglie più bisognose, che vanno a sommarsi ai 200 euro già previsti del bonus sociale, così come i tagli degli oneri, di costi, quindi sulle bollette delle imprese, che sono quindi quattrini in più che le imprese avranno a disposizione da investire. Ma ovviamente abbiamo toccato anche altri temi, uno su tutti appunto lo avete citato voi, il tema dell'idroelettrico, un tema su cui c'è ancora un dialogo aperto con il governo, proprio perché quello che noi abbiamo chiesto è di dare la possibilità alle aziende che in questo momento hanno in mano le concessioni elettriche, che possano dare il 15% dell'energia prodotta a costi davvero irrisori a quelle aziende energivore, che sono quelle che soffrono di più le crisi energetiche derivanti purtroppo da conflitti che, ahimè, succedono lontano da noi, ma che ci coinvolgono poi indirettamente dal punto di vista economico. E la stessa cosa è successa con le bioenergie. Ogni tanto magari capita anche a chi ci sta ascoltando da casa di passare davanti a qualche azienda agricola e vedere questi silos un po' più larghi magari di quelli a cui siamo abituati tanti anni fa, che sono quelli che contenevano i cereali piuttosto che il riso, che sono appunto le centrali a biogas. Sono centrali che di fatto producono energia, che sia gas o metano, dipende ovviamente dalla tipologia, di fatto riciclando, quindi un'economia circolare, con i bioliquidi, con il letame e con tutti gli scarti alimentari magari prodotti da quell'azienda. Quindi diciamo da un rifiuto si costruisce ovviamente energia. Ecco, su questo non eravamo molto favorevoli alla norma che il governo aveva inserito, che andava fortemente a penalizzarli. Siamo riusciti a salvarne circa 1000 di questi impianti. C'è un secondo passaggio da fare, che abbiamo chiesto anche negli ordini del giorno che abbiamo votato oggi, ovvero di tutelare anche quegli oltre 2000 che mancano, perché sono agricoltori che hanno fatto degli investimenti importanti di milioni di euro, e chiaramente adesso non possiamo cambiare le carte in regola mettendoli in difficoltà. Quindi questo è un altro aspetto sicuramente che monitoreremo nel tempo. L'altro lo avete citato voi, forse è quello che sentono di più direttamente i cittadini, visto le 18 chiamate giornaliere che ricevono a qualsiasi ora del giorno e della notte da parte appunto di quelle società di telemarketing che diventano ormai molestia allo stato puro. Ecco, adesso con un regolamento che Agicom predisporrà nelle prossime settimane, finalmente non riceveremo più queste molestie a qualsiasi ora del giorno. Abbiamo chiesto anche di ampliarlo ovviamente alle compagnie telefoniche, perché, parliamoci chiaro, non sono offerte commerciali che fanno risparmiare il cittadino. Nella gran parte dei casi si tratta di truffe, e quindi questo non è accettabile in un paese come il nostro, e quindi abbiamo fatto un passo importante che va secondo me nella giusta direzione. Senta, adesso c'è la pausa della Santa Pasqua, ma quando si ripartirà, quali saranno anche gli altri temi sul piatto? Sicuramente uno su tutti è la questione del caro benzina. Il 7 aprile, come sappiamo, scadrà il decreto che ha previsto il taglio di 25 centesimi delle accise. Il governo ha già detto ovviamente che lo vorrà rinnovare. Questa è l'ennesima dimostrazione di quelle tante frottole che sono state raccontate prima del referendum, dove, ve lo ricorderete, ci dicevano e ci accusavano di averla fatta solo di 20 giorni questa proposta, che c'era il referendum. Peccato che ovviamente lo vedete voi con i vostri occhi, la situazione giornalmente purtroppo cambia, e in questa fase sta cambiando in peggio, quindi magari servirà un intervento anche più incisivo da questo punto di vista per abbassare ovviamente il costo di gasolio e benzina alla pompa. Si stanno valutando varie opzioni, che possa essere un rinnovo appunto del taglio delle accise, piuttosto che una social card per le famiglie più bisognose, perché un altro tema è inutile nasconderlo, è che quando tu tagli di 25 centesimi le accise, ne beneficia sia il signore che con il furgone apre la serranda alle 5 del mattino, ma anche chi con il Lamborghini va a farsi il pieno alla pompa di benzina. Quindi diciamo che non è una norma che va a tutelare i più bisognosi, ma tutela tutti. Quindi da questo punto di vista stanno studiando al Ministero ovviamente la soluzione migliore, proprio per cercare di aiutare chi sta più soffrendo i pieni che facciamo tutti ogni settimana, ormai sopra i 100 euro. E quindi ecco, questa sarà sicuramente una delle priorità della settimana dopo di Pasqua, nonché ovviamente anche un tema di sicurezza. Ci sarà all'inizio
non interessa ovviamente a nessuno, ma il tema della legge elettorale, si inizierà a discutere anche di questo, però le priorità restano sempre le stesse: sicurezza, salute e lavoro, e credo che questo sarà i temi su cui si concentrerà il governo. Molto bene, allora onorevole, io le auguro buona Pasqua e al piacere di ritrovarci presto. Buona Pasqua a voi e grazie di tutto. Grazie ancora, sigla. Qui Parlamento. E adesso pubblicità e poi torniamo con Luca Carboni, inno nazionale del 1995. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sono troppo bolognese, tu sei troppo napoletano, egli è troppo torinese e voi siete troppo di Bari. Se noi siamo troppo orgogliosi, loro sono troppo veneziani, anche dentro la stessa città siamo sempre troppo lontani. E siamo sempre troppo romani, sì che siamo troppo milanesi, e lo vedi anche allo stadio che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi perché siamo troppo fiorentini, e la polizia controlla che non stiamo troppo vicini. E allora sono troppo bolognese, tu sei troppo cagliaritano, sventoliamo troppe bandiere col bastone nella mano e diventiamo troppo violenti, e se non ci spacchiamo i denti comunque ci promettiamo in coro e ci romperemo il culo. Troppo siciliano, egli è troppo calabrese e voi troppo molisani, e noi siamo troppo chiusi e loro sono troppo altoatesini, e anche se è caduto al muro abbiamo sempre troppi confini. E poi eravamo troppo fascisti, anche troppo menefreghisti, allora giubbotte coi manganelli, comunque non eravamo troppo fratelli, poi diventiamo
Eh sì che il tempo passa, ma siamo ancora troppo italiani. Sì che eravamo troppo fascisti, oppure troppo menefreghisti, e allora giù botte coi manganelli. Non eravamo troppo fratelli, poi diventammo troppo comunisti e anche troppo democristiani. E sì che il tempo passa, siamo ancora troppo italiani. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:35 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1164 di Zoom di oggi, 31 marzo 2026. Questo era Luca Carboni con Inno Nazionale, canzone del 1995, perché tra non molto avremo con noi un altro implacabile che è il senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia, e naturalmente parleremo di patriottismo, di patrioti e di opportunità. Ci sono alcune zappe che voi avete spedito al 340-670-9659. Giulio, rivogliamo il gas e il petrolio russo, scavalchiamo quest'inerme UE. Sì, però il problema di fondo è che dovresti uscire dall'UE. Lorenzo da Como, ciao Antonino, non voglio dubitare delle capacità di mediazione dell'onorevole Luigi Di Maio, ti voglio bene Lorenzo. Non so perché, ma in quella posizione avrei visto meglio un Matteo Renzi. Penso sarebbe stato maggiormente in grado di difendere gli interessi dell'Unione Europea, senza dimenticare i propri, ovviamente. Buona serata. Sai che l'amico suo MBS, Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, è quello che in privato dice a Trump che bisogna portare la guerra fino alla fine per abbattere il regime degli Ayatollah, però poi sotto banco insieme col Pakistan cerca anche di fermare questa guerra. Io ti invito domani sera ad ascoltare con molta attenzione l'ospite che avremo da Tel Aviv, il dottor Danny, il dottor Czernowitz, che naturalmente avrà molto da raccontarci scusate, Citrinowitz, dottor Danny Citrinowitz dell'INSS, l'Istituto Nazionale della Sicurezza di Israele. Tra l'altro lui è un ex agente segreto, potremmo dire, perché era nel controspionaggio israeliano, per cui avremo modo di discutere sia dell'Iran che anche del gioco delle tre carte che pare l'Arabia Saudita stia facendo. Un'ultima cosa, Ermanno, ciao Ermanno, buonasera a te. Non ho capito il motivo per il quale serve cambiare la legge elettorale, come ha detto l'onorevole Toccalini poco fa. L'idea sarebbe avere una maggiore, diciamo così, una maggiore quantità numerica a sostenere, maggioranza numerica a sostenere il governo, ma in ogni caso questa è una bella domanda che gireremo anche al senatore Claudio Borghi. Ladies and gentlemen, allora vi dicevo, ecco, intanto la guerra continua, la BBC dice che Israele sta continuando a colpire Beirut, pare che i morti siano saliti a quota 1268 dal 2 marzo e ci sono altri 3.750 feriti. Questo è quello che dice l'agenzia nazionale, l'agenzia stampa nazionale del Libano. Andiamo a vedere ancora altre news. Tra l'altro, mentre Trump maltratta gli inglesi, dice anche di essere gasatissimo perché a fine mese, a fine aprile, arrivano Carlo e Camilla, ci sarà questo ricevimentone che sarà fatto alla Casa Bianca per i 250 anni dell'America. Antonino, ma che sta succedendo a Sigonella? Un grave errore, un gravissimo errore quello di Crosetto. Se poi hanno deciso di fare gara con Vannacci a chi è meno atlantista, s'accomodassero pure. Guarda, stanotte ho sognato Bettino Craxi, caro Salvatore, e Bettino Craxi mi ha detto in sogno
diffidate dalle imitazioni. Che sta succedendo a Sigonella? A Sigonella, lo diciamo per gli amici che ci stanno ascoltando, io ci sono atterrato una volta, una decina e passa d'anni fa, quando hanno chiuso la pista di Catania-Fontanarossa perché la stavano riasfaltando. E allora a quel tempo gli aerei atterravano a Sigonella. Prima di atterrare a Sigonella ci venne dato l'ordine dal capitano dell'aereo, dal comandante dell'aereo, dice: appena sarete giù salite subito sugli autobus con le tendine tirate, non fotografate la base. Cosa c'è a Sigonella? Niente. A Sigonella c'è una base nel nulla, perché appena tu esci da lì è tutta campagna e in fondo c'è l'Etna. Quindi provate a pensare nell'ottobre dell'85, quando la Delta Force ha circondato i carabinieri, che a loro volta avevano circondato l'aereo con Abu Abbas e i dirottatori dell'Achille Lauro, che cosa sarebbe potuto succedere quella notte? E nessuno probabilmente non l'avrebbe saputo per ore, perché gli americani c'avevano il collegamento satellitare con Reagan. Craxi invece uscì in piena notte armato di monetine, è vero, l'ha raccontato Gennaro Acquaviva, ragazzi, non vi sto raccontando cazzate, a telefonare dalla cabina telefonica davanti a Palazzo Chigi, perché sapeva che i telefoni del governo italiano erano intercettati, e quindi con il telefono SIP l'UPI, ve lo ricordate l'UPI urbano e interurbano, quello grigio che pigliava solo i gettoni, si è messo a chiamare i generali in piena notte con la rete SIP. Pensate, la SIP contro la Delta Force. E che è successo? È successo che poi è andata come è andata quella notte. Questa notte, o meglio, uno di questi giorni, a quanto pare, i bombardieri americani avevano chiesto di fare uno scalo a Sigonella e il ministro Crosetto gli ha detto di no. Il governo, tra l'altro, i bombardieri erano diretti a bombardare l'Iran, tra l'altro, e il governo ha fatto sapere poco fa che saranno comunque valutate caso per caso le richieste di uso delle basi italiane. Ma adesso è arrivato lui, il senatore Claudio Borghi Aquilini, per Scuola di Magia, e andiamo. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Caro senatore, ben trovato. Qui c'è diciamo agitazione tra i nostri ascoltatori. C'è chi chiede che cosa abbiamo fatto a Sigonella e c'è chi chiede a che cosa serva la nuova legge elettorale. Ma partiamo dalla lezione di stasera. Il trucco qual è? Andiamo bene. No, oggi diciamo c'è un trucco proprio fresco di minuti, mi verrebbe da dire, che è come riuscire a essere ancora più stupidi di quello che normalmente uno potrebbe dare come definizione di stupido, no? Cioè, in questo caso l'Unione Europea è riuscita anche a questo, cioè a battere, a sorpassare la definizione stessa di stupido. Praticamente cosa succede? Pochi minuti fa, a una domanda di un giornalista, credo, che ha chiesto a un portavoce dell'Unione Europea se sia possibile, come stanno cominciando a chiedere anche dopo la riunione di ieri, di sospendere il patto di stabilità, perché, come diciamo fra breve tempo vi spiegherò, c'è una specie di dilemma dei tre corpi che rende impossibile andare avanti in modo normale senza rivolte di piazza, no? E poi vi spiego perché. Comunque, fatto sta che praticamente uno dei modi per poterlo evitare ovviamente è sospendere il patto di stabilità, perché molto banalmente non credo che sia opportuno per la stabilità di un qualsiasi tipo di paese far sì che la benzina vada a
€4, no? Cose di questo tipo. E quindi non mi sembra normale pensare che per esempio quando scadrà fra pochi giorni il taglio delle accise proposto diciamo previsto dal governo su iniziativa della Lega, anche questo vorrei ricordarlo, perché i nostri alleati, che sono in una fase forse un po' confusa, ecco, ma non c'è problema, succede a tutti, non esitavano anche a quello. Quindi adesso noi probabilmente avremo la benzina a 2,60, insomma, no? Se non ci fossimo, il diesel a 2,60, se non ci fossimo attivati per tempo. Però fatto sta che quello, il taglio delle accise, vi ricordiamo, di circa 30 punti, perché è un taglio di 25, poi c'è l'IVA, quindi di 30 centesimi, scade tra poco, perché Sì. diciamo che l'idea era facciamo un decreto iniziale per mettere subito in moto un qualcosa di emergenziale, dopodiché sperando che la cosa finisse in fretta, ecco, cioè non è che fai una legge fissa, no? Speri che la guerra finisca in fretta, che i prezzi scendano e così via. Dato che non sta finendo in fretta e i prezzi non scendono, è evidente che l'emergenza rimane. Bene, cosa ha detto il nostro geniale rappresentante dell'Unione Europea? Il nostro geniale rappresentante dell'Unione Europea ha detto no, non possiamo mica sospendere il patto di stabilità, perché anzi, se sospendessimo il patto di stabilità, no, e quindi consentissimo agli stati di dare più aiuti alla propria popolazione, sarebbe come incentivare a consumare di più. Quindi non si può sospendere il patto di stabilità così come invece era stato fatto ai tempi del Covid, perché, traduco in questo caso, gli metto io la diretta conseguenza delle sue parole, perché è meglio quando c'è una crisi energetica andare in recessione. Ah, senatore, scusi, uno dei miei più cari amici quando eravamo adolescenti a questo punto si sarebbe alzato e a questo signore avrebbe posto la seguente domanda: ma tu sei cazzone o ti prendi le pillole? Lei che ne pensa di questa domanda, senatore? Ecco, sì, penso che prenda le pillole, suppongo, ma con dei contenuti veramente insomma sospetti, ecco. No, ma tutto ciò è perfetto, mi verrebbe da dire. Io sono quasi contento di questa risposta, perché c'è ancora qualcuno che non si è svegliato. Insomma, ci sono dei momenti dove forse è utile diventare un po' accelerazionisti, cioè se qualcuno anche all'interno dei nostri alleati ancora non capisce in che tipo di situazione siamo a dover seguire i dettami di questa banda di cretini, no? Che ovviamente dal loro punto di vista che gli frega, cioè sono con un qualche autista serragliati a Bruxelles, no? E similari, ma è giusto, ma che la plebe consumi meno, no? Così facendo abbiamo risolto il problema della crisi energetica, abbiamo risolto il problema dei carburanti, no? Ma che problema c'è? No, Allora, questo è cazzone così, non si piglia le pillole, senatore. Secondo me questo è cazzone proprio. Vede, io qui in mano, così almeno tanto sappiamo di cosa parliamo, perché sennò sembra che uno, come dire, fa la politica oppure insomma prende politiche sulla base di come si sveglia. Allora, non è così, ovviamente, nel senso che qualsiasi decisione o domanda che faccio dal punto di vista economico è perché ci sono sotto degli studi che abbiamo fatto prima, quantomeno delle analisi, no? Allora, io ho sotto mano 2 studi molto ben dettagliati che mi sono stati dati, sono venuti gentilmente a trovarmi, perché uno dei lavori del parlamentare non è sempre, spero che ormai si sia capito,
che non è andare lì a schiacciare il bottoncino per il voto seminare, cioè c'è anche quello, e quindi ovviamente insomma è meglio non andare in minoranza o così questo tipo quando ci sono delle votazioni, però in realtà il lavoro sta nel parlare con tutti. Allora io ho parlato, sono venuti a trovarmi quelli la CNA, cioè vale a dire la Confederazione Nazionale degli Artigiani, Sì. e in particolar modo con quelli del nord-est, vale a dire Lombardia, Veneto, Friuli. Loro, che ovviamente tengono monitorato i dati da parte insomma della loro area economica, mi hanno mandato uno studio che è convincente, quindi non mi sembrano dei numeri campati per aria, su cosa sono gli aggravi con, diciamo, i dati che c'erano fino a settimana scorsa, quindi ovviamente non si prende in considerazione quello che può essere un eventuale aggravio, quindi stiamo parlando di quello che al momento insomma è dato. Allora, per il Veneto si parla di un aggravio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di 1 miliardo e 380 milioni. Di questi, e sono così divisi, per la parte domestica, che a loro interessa fino a un certo punto, ma ovviamente interessa a noi, perché non è che se un cittadino non ha un'attività produttiva e perché è, che so, un insegnante, un poliziotto, un pompiere o cose di questo tipo, devo fregarmene, no? Quindi va tenuto presente, ma è vero che il pompiere, il poliziotto o l'insegnante o il medico non hanno concorrenza internazionale, no? Per cui è solo un problema, solo fra virgolette, un problema di aggravio per il loro bilancio. Ecco, questo soltanto per la parte domestica sono 270 milioni in più rispetto di spesa per l'energia elettrica, attenzione, quindi fuori anche i carburanti, rispetto all'anno scorso. Per l'agricoltura sono 40 milioni, quindi insomma ce la si cava abbastanza, perché probabilmente per l'agricoltura il problema è più per il carburante che l'energia elettrica. Per l'industria, ecco però che schizziamo a 685 milioni, di cui 610 per il manifatturiero. Per i servizi sono più 387 milioni, di cui 100 per il commercio. Se noi andiamo questo solo per il Veneto, poi dopo andiamo alla Lombardia. La Lombardia ovviamente è più grande. Allora, Lombardia, totale di aggravio rispetto all'anno scorso sono 2 miliardi e 914 milioni. Di questi per il domestico sono 521 milioni e per l'industria sono 1 miliardo e 513 milioni, di cui 1 miliardo e 370 per il manifatturiero. Ora, non ci vuole il genio della lettura dei dati, no, per capire che significa molto semplicemente che il rischio delle nostre imprese a fronte di altri stati che da questa guerra lucrano, come per esempio la Francia, tanto per dirne uno, no? Perché loro hanno ovviamente la possibilità di avere energia nucleare a basso costo, e Germania magari, che invece sono esattamente messi come noi, se non peggio dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, ma se ne fregano. Cioè loro in buona sostanza spendono quello che c'è da spendere per aiuti di Stato e non importa, perché tanto le regole valgono per gli altri e non per loro. E questo significa molto semplicemente che le nostre imprese si troverebbero fuori concorrenza se non c'è un intervento dello Stato per calmierare i prezzi dell'energia. Oltre abbiamo la questione ovviamente delle famiglie. Perché certo, se all'interno, se per la spesa, cioè dato che
Non sto lì neanche a ragionare secondo il sistema di questo cretino dicendo viaggia di meno, già ci pensano di loro a viaggiare di meno, no? Sapendo che il costo diventa questo. Ma questo cretino però forse dovremmo spiegargli che se una famiglia viaggia di meno, spende di meno e cose di questo tipo, sono soldi in meno che circolano, ma se sono soldi in meno che circolano ci va in recessione in automatico. Ma se vai in recessione in automatico non è una buona cosa, perché così facendo allora spenderai ancora di meno. Il rischio di avvitarsi verso una spirale recessiva è dietro l'angolo. E io non credo che in questo momento noi abbiamo bisogno così questo tipo di andare in recessione dritti così, perché così facendo consumiamo di meno. E voi capite che se la parte, anche soltanto quella relativa alle famiglie, è indicato solo per l'energia elettrica, attenzione, perché poi rimane fuori il costo del carburante, è indicato in 700 anzi diciamo circa 800 milioni per le famiglie soltanto per Lombardia e Veneto, insomma, se arriviamo al famoso dilemma al trilemma, no? Diciamo che una delle cose non si tiene. E una delle cose non si tiene, il ragionamento è immediatamente fattibile. O non si danno i soldi per comprare più armi, perché sono previsti, se non mi ricordo male, una roba tipo 8-9 miliardi, qualcosa del genere, per di spese in armi, che quelle però per l'Unione Europea non fanno aumentare i consumi. Quindi, insomma, se noi ci mettiamo a comprare dei caccia o cose di questo tipo, quelli no, i consumi non li fanno aumentare, quindi va benissimo, no? in questo frangente. Per cui noi al momento saremmo previsti dover fare uno scostamento di bilancio per comprare armi, e questo però per l'Unione Europea si può fare, perché ha già detto che le spese in armi non sono dentro nel patto di stabilità. No, quello per le imprese, per riuscire a sistemare o per aiutarli di fronte a un aumento dei costi dell'energia, sì, e quindi se per caso le fai ti bacchetto. Viceversa, se spendi in armi, tutto bene. Io voglio vedere qual è il cittadino che non mi viene a prendere a casa, se io prendo e dico evviva, possiamo spendere per le armi, cittadino rallegrati. No, intanto tu accendi la candela quando arrivi a casa e non uscire, vai in ufficio a piedi, no, anche se abiti a 20 chilometri, ma sii contento perché sto comprando un carro armato. Ecco, io insomma non lo so, cioè, ho visto di tutto in questa mia breve esperienza parlamentare che soprattutto nella scorsa legislatura, ma non credo che sia una cosa che oggettivamente io potrei giustificare di fronte a chiunque. Quindi diciamo, però, a meno che ovviamente insieme con la spesa delle armi non si aggiunga anche la spesa per l'energia. Allora, nel qual caso a un certo punto io posso anche dire va bene, guarda, vi compriamo le armi che a voi tanto piacciono, che certo, visto da un certo punto di vista potrebbero anche servire, specialmente un po' più di scudi antimissile, no? Cose di questo tipo, però allora interveniamo anche per l'energia per i cittadini, perché sennò altrimenti voi capite che non va bene. Però al momento non è così. Al momento, secondo sto genio dell'Unione Europea, io posso sì comprare le armi senza problemi fuori dal patto di stabilità, ma non posso intervenire per calmierare i prezzi dell'energia. Senatore, c'è Lisetta al telefono che vorrebbe intervenire. Sentiamola. Sì, buonasera. Buonasera. Allora io ho chiamato per la benzina, signori, i prezzi non calano. Allora, Mister Prezzi è bloccato nello stretto di Hormuz, dico io. Il governo ha stabilito, mi sembra, un prezzo massimo a 1,90 euro litro per il gasolio per 20 giorni. Lo sconto invece è durato 2-3 giorni, nonostante il prezzo del Brent sia sceso oltre il 10%. Tra ieri e oggi alla pompa siamo già oltre i 2 euro.
Non sono speculazioni, secondo me, ma un vero furto delle compagnie petrolifere che oltretutto fanno terrorismo dicendo che le scorte sono finite. E voglio terminare, lo conservano nel deposito della cantina? Tutto qua, buonasera a tutti e due. Senatore. Grazie Lisetta. Mi sa che lo conservano anche, cioè, tipo Barbaresco, no? Tipo Barolo per venderci la benzina dannata. No, guardi, allora, la questione, così come ce l'hanno spiegata, è la seguente. Dice che per loro il prezzo che fa fede non è quello del Brent, no? Perché quello del Brent, diciamo, è il petrolio, la raffinazione, ma è un indice che secondo loro, che è quello, virgolette, della benzina, che secondo loro si chiama Platts. No, secondo loro si chiama Platts. Secondo quello che ci avevano detto quando abbiamo fatto l'incontro a Milano, per nostra iniziativa, perché sennò altrimenti manco quello lo facevano i nostri prontissimi alleati, per certi versi, che gli vogliamo tanto bene, ma ogni tanto sono un po' lenti. E ci hanno anche detto che di base ai prezzi attuali di questo parametro per la benzina, no? che è il Platts, loro stanno in questo momento erano già in perdita. E dopo che noi abbiamo fatto il decreto, quello per tagliare i famosi 25 centesimi, il Platts è effettivamente aumentato ulteriormente, no? Quindi si è, diciamo, in parte mangiato questa diminuzione che noi siamo riusciti a ottenere. Ma poi oltretutto questa cosa significa che se noi in questo momento facessimo togliere il taglio delle accise, questo prezzo si addizionerebbe all'ulteriore aumento. Non è che sono indifferenti le cose, cioè in realtà le cose stanno andando seguendo questa diciamo meccanica dei prezzi a seguito della crisi, a seguito del blocco del blocco del transito del carburante, perché il mercato mondiale, e seppure è vero che le petroliere che escono normalmente dallo stretto di Hormuz non vanno per la maggior parte dei casi nel nostro mercato, ma essendo che il mercato mondiale, voi capite che se, dire un nome a caso, l'Indonesia o il Giappone non ricevono petrolio dai loro fornitori abituali, lo vanno a comprare dai nostri fornitori abituali, quindi facendo salire il prezzo. Quindi in buona sostanza sì, da una parte è vero, perché se noi guardiamo cos'è l'effetto poi sul bilancio di queste società petrolifere, alla fine sono dei guadagni, perché voi sapete che la benzina che noi in questo momento stiamo mettendo nei serbatoi delle nostre macchine non è stata fatta ieri, è frutto di un processo di lavorazione che è iniziato mesi fa. Quindi mesi fa la società petrolifera ha comprato a basso prezzo il petrolio, l'ha raffinato, l'ha messo in circolo poi nella rete di distribuzione e adesso lo sta vendendo. Quindi dal loro punto di vista in realtà c'è un profitto in questo momento. Dall'altra parte loro dicono il sistema dei prezzi è fatto giorno per giorno, perché è un mercato, benvenuti al mercato. E io, come dire, capisco il loro punto di vista, dall'altra parte però non capisco ovviamente come lo Stato, che è, diciamo, parte integrante della realizzazione di questo prezzo, no? Non possa intervenire in modo tale da calmierare la cosa, perché alla fine, insomma, non vuol dire che ci nascondiamo, cioè il prezzo che prendiamo alla pompa è quasi per metà derivante da tasse, perché c'è il prezzo del carburante in sé per sé. Dopodiché, su questo prezzo bisogna aggiungere l'accisa, dopodiché c'è l'IVA che è sul prezzo totale, quindi l'IVA è calcolata dalla somma, sulla somma sia del prezzo del carburante che dell'accisa, motivo per cui è come se fosse una specie di tassa sulla tassa. È per questo che
in realtà basta calare di meno l'accisa e dovrebbe dare poi un calo maggiore sulla pompa, perché in realtà viene meno anche l'IVA addizionale, no, che tu paghi sull'accisa facendo scendere l'accisa. Insomma, è una roba un po' complicata, ma giusto però per dirla facile, il punto è che lo Stato in questo momento non può permettersi, secondo come la vedo io, di far andare fuori controllo il prezzo del carburante, almeno fino a quanto riguarda la sua possibilità di intervento. Poi è ovvio che se il prezzo del carburante nel mondo va a 4 euro perché sparisce il petrolio, lì a un certo punto lo Stato può fare quello fino a un certo punto, però diventa un problema comune, non può essere un problema solo dell'Italia, perché voi capite che se in Italia il prezzo dell'energia, intendo prezzo dell'energia complessivo, il prezzo della benzina è forse più alto in Francia, ma è ovvio che il discorso del prezzo dell'energia è globale, cioè il prezzo dell'energia che noi consumiamo, con cui noi andiamo avanti, c'è la parte della benzina, che è uno, e poi c'è l'energia elettrica e poi c'è il gas. Diciamo che grosso modo le voci importanti sono queste. E voi capite che il gas non lo prendiamo più dalla Russia, secondo me è una cazzata spaziale, come voi sapete, no? Ma proprio cazzata gigante. Cioè noi avremmo in questo momento, in questa fase, in giro rispetto al resto del mondo, un vantaggio competitivo, perché noi avremmo l'approvvigionamento del gas da parte di un canale che non è toccato da questa guerra. Quindi pensate un po' la cretinata, no, che noi stiamo facendo in questo momento con la storia della Russia. Poi mi diranno che sono putiniano, che prendo i rubli, no, cose di questo tipo, ma io mi limito a cercare di guardare cos'è la parte oggettiva. Cioè la buona parte del nostro rifornimento, il nostro rifornimento gas veniva principalmente da 3 parti. Russia in primis, no? Via un grande gasdotto che sbocca a Tarvisio. Poi abbiamo l'Algeria e poi abbiamo il famoso TAP, che meno male che ci è venuta l'idea di farlo e non abbiamo dato ascolto a grillini, ambientalisti o cose di questo tipo che dicevano che non si doveva fare, che è il gasdotto, quello che arriva in Puglia e arriva dall'Azerbaigian, no? Quindi quelli erano, diciamo, i nostri le 3 fonti principali, no, di approvvigionamento. E poi, diciamo, come virgolette emergenza, backup, cose di questo tipo, c'è la parte dei rigassificatori. Quindi si arriva con una nave e il gas liquido, il gas viene riportato allo stato gassoso e immesso nella rete, e quindi è un'altra fonte, diciamo così, di approvvigionamento. E qui arriva, diciamo, il nostro danno, perché questi rigassificatori, che secondo Draghi doveva essere la cosa migliore possibile per riuscire a pareggiare il fatto che non si importava più dalla Russia, buona parte di questo gas che arriva via nave arrivava dal Qatar. È ovvio che adesso questo gas è tutto bloccato allo stretto di Hormuz. Quindi il paradosso era che, non so se capite, perché io ogni volta che ci penso mi accaloro un po', cioè noi non compriamo il gas dalla Russia perché sono cattivi, perché sono brutti, così come se il resto del mondo invece è buono, no? E allora dobbiamo invece farlo arrivare da una parte dove adesso, per colpa di una guerra che oltretutto è stata fatta dai nostri brillanti alleati, no? Che invece sono quelli bravi, e ci bloccano quello che dovrebbe essere l'approvvigionamento in sostituzione della Russia. Io a casa mia vedo davanti una soluzione chiara e limpida come l'acqua di fonte. Dice: scusate, va benissimo, apprezziamo tutto quello che avete fatto e così via, ma adesso ci siamo anche rotti minimamente i coglioni e ricominciamo a prendere il gas dalla Russia. Secondo me, figurarsi, oddio, putiniano, e poi il povero Zelensky che cosa fa, no? E cose di questo tipo, non so cosa dire. Cioè, io più di provare, di continuare a ripeterlo in tutte le sedi che questa qui è una follia, e vedere di convincere gli altri, ce la posso fare. Ma non solo, diminuiscono pure quelli che potevano darmi manforte, perché
fino all'altro giorno almeno c'erano anche i 5 Stelle che, seppur ovviamente per motivi assolutamente diciamo opportunistici, no? Dicevano anche loro vabbè, riprendiamo il gas dalla Russia, basta armi all'Ucraina e così via, no? Perché semplicemente andavano dietro al malcontento. Dopo il referendum, dato che il signor Conte ha fiutato la possibilità di poter tornare al suo amato governo. Senatore, mi tirano le orecchie dalla regia, dovremmo fare 10 sì, secondi sì. di pausa. Vai, fai. Poi raccontiamo di Conte. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, rieccoci, le 19, 9 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Il senatore Claudio Borghi, Antonino Danna al microfono con voi per Scuola di Magia. Stavamo parlando di Conte, prego senatore. Ecco, il geniale Conte, no? Il genialissimo Conte, che cosa fa? Non appena ha sentito odore dopo il referendum di un minimo di crisi del centrodestra, no? E quindi, oddio, abbiamo vinto il referendum e quindi magari c'è la possibilità che vinciamo anche le elezioni, ecco che istantaneamente ha fatto sapere che quello che in teoria doveva essere il problema principale, no? Per fare un'alleanza col PD e andare al governo, cioè vale a dire che erano partiti che dicevano totalmente il contrario sulla politica estera, ha fatto sapere che no, è assolutamente giusto, quindi niente gas dalla Russia perché è giusto fargli le sanzioni, andiamo avanti con gli aiuti all'Ucraina, belli allineati al PD, perché così facendo si aumentano le possibilità che lui si possa riprendere la sua bella poltroncina. E voi immaginate che voglia che avete, no? Voi elettori che magari, non lo dico a voi che siete in linea, perché voi che siete in linea io sono sicuro che avete votato tutti per il sì, sicuro. Ma immaginate tutti quelli che invece, pensando di dare un po' la lezione, la sveglia al governo e così questo tipo, hanno scelto questo geniale sistema, no, di protesta, votando no al referendum, la brillante conseguenza. Allora abbiamo tribunali che stappano la bottiglia e fanno i cori, e dall'altra parte abbiamo Conte che si appresta, no, già a sognare di ritornare a fare il Presidente del Consiglio. Cioè, voi avete voglia di rivedere Conte Presidente del Consiglio con la Schlein, Frottoianni, Bonetti? No, perché magari, per carità, magari mi sfugge qualcosa, magari vi manca, ecco, questo allegro soggetto. Ecco, a me non manca. Quindi, se posso cercare di evitare questo spavento, direi che è il caso di farlo. E comunque invece torniamo alle cose che non si tengono, così poi sì, possiamo anche, c'è una telefonata comunque. Ecco la telefonata e poi dopo mettiamo sul piatto un'altra bistecchina. Va. Ok, pronto, chi è là? Pronto, buonasera Corrado. Ciao. Buonasera Antonino, buonasera onorevole. Io volevo di agganciarmi al discorso fatto poco fa riguardo all'importazione dalla Russia. Io credo che il governo ricominciando l'importazione con la Russia potrebbe fare un salto di voti incredibile, anche perché ne risentirebbero sia quelli di destra, quelli di sinistra, tutti praticamente, con il diesel e la benzina, anche il gas a prezzi molto più bassi, ma soprattutto l'industria italiana. Io lavoro in una piccola industria metalmeccanica e comunque a noi i prezzi sono aumentati parecchio e io credo che se ricominceremo a comprare petrolio russo, gas russo, l'industria italiana farebbe un salto qualitativo enorme e sarebbe molto più competitiva. Grazie mille e buona serata. Senatore. Ma mi incoraggia a vedere, no? Capite che se, insomma, vi sto spiegando una roba che in teoria dovrebbe essere fatta
a ragion veduta, come più o meno quasi tutte le cose che faccio e dico in termini economici, perché è un po' il mio mestiere, ecco, diciamo così. Però ecco, vedere che mi viene confermata subito in diretta da un amico che è direttamente sul pezzo e va bene. Però il punto è, come dicevo, che per riuscire a fare qualcosa, anche soltanto, come dico spesso io, per cambiare i fiori della fioriera, ci vuole la maggioranza. Non è che se io mi metto a gridare di più cambia di più. E se in passato, diciamo, eravamo noi e il Movimento 5 Stelle, è già bastato appunto la cosa del referendum, che non c'è più nemmeno il 5 Stelle. Quindi in questo momento, a oggi, in tutto il Parlamento, gli unici che dicono che dobbiamo prendere e ricominciare a importare il gas dalla Russia siamo noi. E voi capite che purtroppo da soli io posso gridare quanto voglio, ma non lo risolvo il problema. E quindi, insomma, dovremmo alzare ancora di più la voce, però capite che le cose funzionano soltanto se i nostri alleati vengono giù dal fico e si rendono conto di com'è la situazione. È certo che se invece i nostri alleati pensano che la cosa che aspettano in questo momento i cittadini sia parlare di legge elettorale, di doppia preferenza di collegio, il listino bloccato e cose di questo tipo, io sinceramente credo che non abbiano ben capito, non abbiano ben chiaro la situazione. L'unica cosa che posso fare ovviamente è prendere e spiegarla, ed è quello che sto facendo ogni giorno e che faccio anche adesso. Altra cosa però appunto volevo dire delle cose che non si tengono, perché che in ogni caso però è legata anche a questa questione. Perché non dimentichiamo che la guerra in Ucraina non vuol dire solo avere chiuso i gasdotti dalla Russia. La guerra in Ucraina significa anche che in questo momento c'è in ballo un prestito, con tutte le virgolette che mi vengono in mente che si possono mettere, da 90 miliardi, ok? Avete sentito bene, 90 miliardi, da 90 miliardi all'Ucraina, che sta venendo bloccato eroicamente da Orban. Il primo ministro ungherese, io sono stato a Budapest all'inizio di settimana scorsa, no? per diciamo il meeting dei patrioti, e io spero che sia chiaro che quando l'Unione Europea dice che fa un prestito che deve essere poi ripagato con i risarcimenti di guerra che la Russia pagherà all'Ucraina, in realtà stiamo parlando di un prestito che si chiama così solo per far ridere i polli, quindi significa che sono soldi a babbo morto. E io spero che sia altrettanto chiaro che se l'Unione Europea dice che dà 90 miliardi all'Ucraina, parte di questi 90 miliardi sono soldi nostri. Nello specifico vi faccio rapidamente il conto, credo che la nostra quota di questi 90 miliardi sia circa 13 miliardi. Ok? Quindi significa che noi al momento nel nostro orizzonte futuro abbiamo davanti due spesucce che sono o i 9 miliardi per armi o i 13 seppur camuffati da prestito da dare a Zelensky. E se io faccio tutte e due queste spese e però devo tenere fisso il patto di stabilità, perché se no altrimenti non va bene, non siamo veramente in emergenza, no? Come dice il babbeo dell'Unione Europea, e voi capite che c'è qualcosa che non si tiene. Una delle tre cose deve saltare. O salta il prestito a Zelensky e io prendo quei soldi, quei 12 miliardi, no, che avrei dato a Zelensky, e li utilizzo per la gestione dell'emergenza dell'energia. O saltano gli acquisti delle armi. Allora a quel punto io prendo quei 9 miliardi che dovrei spendere per le armi e li utilizzo per la gestione della situazione energetica. Oppure, se non si riesce a far saltare queste cose, a quel punto io devo necessariamente far saltare il patto di stabilità e avere margine di bilancio per poter intervenire sull'emergenza energetica. Dal mio punto di vista sarà che purtroppo il mestiere dell'economista, che l'economia, ricordo sempre, no, è detta l'arida scienza, no? Perché
sarebbe bello avere la filosofia, avere delle cose che si allargano, si stringono a seconda dell'utilizzo, ma in realtà è purtroppo una scienza di numeri. Essendo che è una scienza di numeri, non si scappa, non è che posso inventarmi il bilancio, inventarmi i soldi, inventarmi i prelevamenti. Le cose devono essere così. Per cui, dal nostro punto di vista, la situazione è abbastanza chiara, l'ho fatto anche presente ieri alla riunione che c'è stata in Bellerio alla Lega, e mi sembra che tutti si concordasse su questo tipo di visione a partire dal segretario. Per cui noi al momento avremo come forza che ha, la forza che voi ci avete voluto dare, e tra parentesi, il fatto che il popolo della Lega abbia votato in massa il sì al referendum è un classico caso dove succede quello che io mi sgolo sempre dicendo per far capire che è quello che deve succedere, cioè vale a dire, quando voi elettori fate quello che io ogni tanto vi chiedo, cioè vale a dire di darci forza, no? Facendo quello, votando quello che noi vi chiediamo di votare, noi in questo momento, non so se avete notato, siamo in una posizione più di forza rispetto a quello che eravamo ieri. Cioè vedete che i problemi si stanno creando negli altri partiti, e faccio dimettere questo, e licenzio quest'altro, e cambio il capogruppo, e sposto quest'altro, e poi dopo... Ecco, nel nostro caso noi abbiamo fatto quello che c'era da fare, i nostri elettori hanno risposto bene, e in questo momento all'interno del centrodestra ci avete dato più forza. È quello che bisogna fare sempre, anche se per caso qualche volta magari non siete contentissimi. Il modo migliore per cercare di far sì che le nostre idee prevalgono è quello di darci forza con il voto. A quel punto la nostra voce è un pochettino più forte. Sfrutteremo in ogni caso questa voce un pochettino più forte per cercare di farsi capire, però ci sono altri modi per farci capire, e uno, insomma, è una cosa, voi sapete, io non è che vi ho chiesto tante volte di andare in piazza, cose di questo tipo, perché in piazza ci va normalmente uno se ha voglia di andarci, non lo deve prendere come un dovere, e specialmente le volte che noi siamo al governo, uno dice ma che senso ha, insomma, andare in piazza, no? Normalmente io vado in piazza contro il governo. Ecco, in questo caso però invece serve andare in piazza, servirà per far capire che noi ci siamo come popolo della Lega, e che le nostre idee devono essere ascoltate, per cui abbiamo un'opportunità. L'opportunità è quella di andare in Piazza Duomo il 18 di aprile. Il 18 di aprile ci saranno in piazza attesi tutti i leader dei patrioti dell'Europa, quelli che vogliono cambiare le cose, quelli che, tanto per dare un'idea, quei sindaci che hanno vinto in Francia in questi giorni, e come primo atto simbolico non fa mangiare un piatto di minestra in più a nessuno, però intanto è un piatto simbolico. Il nuovo sindaco dei comuni in Francia, che è stato vinto da un rappresentante del Rassemblement National di Marine Le Pen, cosa fanno? Hanno tirato giù la bandiera europea dai loro comuni, e questo gesto sta facendo andare ai matti la gente, ai matti. In Francia non si parla d'altro, no? Perché, ma che vergogna, cose di questo tipo, con tutti i soldi che ci dà l'Unione Europea, e vedete che anche lì ha aperto l'occasione per far capire che pure la Francia l'Unione Europea non gli dà un cacchio, no? Loro ci guadagnano per altri versi, ma in realtà questa retorica, questa balla dell'Unione Europea che ti riempie di soldi perché ogni volta che viene a portarti un assegno lo fa con la foto mentre te lo sta portando, intanto ci mette una targa davanti alla scuola, davanti all'asilo, davanti alla fabbrica, davanti al ponte, no? E così via, mentre invece quando siamo noi a pagare tutti quei soldi che in parte ci restituiscono in questo modo, è tutto fatto fuori dalle telecamere. Io mi sono permesso di presentare 2 proposte di legge a tempo, quindi sono già lì. Allora, la prima è quella, ben ve la ricordate perché c'era stato un litigio con il simpaticissimo Tajani
che in questo momento mi sembra un po' meno in posizione di forza rispetto al passato, ecco, per poter alzare la cresta così come aveva Anche fatto secondo con me. dove dicevo che essendo che siamo l'unico paese che ha l'unico paese in Unione Europea che ha l'obbligo di esporre sempre la bandiera europea di fianco a quella italiana, di rimuovere l'obbligo e di poter essere come la Francia, che se il sindaco desidera ammaina la bandiera europea dal comune e tiene solo quella francese. No? Ecco, dal mio punto di vista, secondo me basta la bandiera italiana, la bandiera della regione e la bandiera del comune. Credo che non ne abbiamo bisogno di quarte, ma se uno volesse poi, perché è un sindaco super europeista, mettere anche la bandiera europea può farlo, perché noi siamo per le libertà di tutti, ma uno deve essere libero di poterlo non fare. Quindi la proposta è lì. Se per caso i nostri alleati volessero ripensarci, non ci sono problemi. Così come è sempre lì l'altra proposta, quella di organizzare la giornata di pagamento dell'Unione Europea, in modo tale che in diretta televisiva si fa vedere il momento in cui noi gli versiamo i 12 miliardi. Perché è troppo comodo che arrivano sempre a dirci quando arrivano i soldi e non si fa mai vedere quando i soldi partono. Quei miliardi che potrebbero essere utilizzati per aiutare le nostre imprese, i nostri cittadini a abbassare le tasse, svaniscono nel buco di Bruxelles. E quindi mi sembra il caso che il giorno in cui si paga sia utile che i cittadini lo vedano, perché sennò altrimenti si chiama propaganda e distorsione della realtà. Quindi questo, diciamo così, come simbolo non aiuta nessuno, ma serve a capire meglio come funzionano le cose. Per quello che riguarda lo sporamento del patto di stabilità e quindi la possibilità di aiutare i nostri concittadini, volente o nolente la nostra allegra Unione Europea, che tanto non ci può dire niente, perché essendo che siamo noi che la paghiamo, cosa fanno? Cioè, non è che ci possono dire no, non vi diamo, no, quest'anno non vi diamo i soldi, perché siamo noi che li diamo a loro, quindi va bene, faremo conto pari, quello che ti dica, vabbè, voi non li date a noi, non li diamo a voi, che problema c'è? Tutti contenti, tutti in piazza Duomo il 18 insieme con tutti i patrioti dell'Unione Europea, quindi ci sarà Marine Le Pen, Bardella, ci sarà sperabilmente Orban, che sperabilmente vinca in Ungheria. Io non sono sicuro, perché in questo momento l'Unione Europea sta facendo di tutto per farlo perdere, di tutto, stanno spendendo cifre inimmaginabili di propaganda per cercare di far perdere Orban. E quindi insomma le elezioni sono vicine, io spero che Viktor riesca a farsi valere, ma la vedo veramente difficile come impresa. E poi avremo i nostri amici olandesi, gli spagnoli di Vox e così via, cioè tutti quelli che in questo momento sono stufi di questa pantomima dell'Unione Europea e che sono pronti ad unirsi insieme in una grande alleanza per ridare sovranità agli Stati. Ecco, io credo che sia una buona occasione, per cui vi domanderei uno sforzo per una volta, anche se magari non siete esattamente dell'umore o della voglia di prendere e andare in piazza, perché tanto uffa, no? che fatica, e poi appunto costa anche tanto il pieno di benzina per arrivare a Milano. Ecco, io mi rendo conto, ma un sacrificio adesso credo che ci possa essere molto d'aiuto per il futuro. Quindi il 18 in piazza Duomo alle 3 per la manifestazione che si chiama Padroni a casa nostra, uno slogan che io penso che un po' conoscete, e che significa che qui decidiamo noi, non dobbiamo aspettare un cretino di Bruxelles che ci dica che dobbiamo aiutare i nostri cittadini che sono in difficoltà davanti ai costi dell'energia per una guerra che noi non abbiamo voluto. Senatore, io le leggo le ultime zap o WhatsApp appena arrivate al 340-670-9659. Grazie, perché poi devo andare. Ecco, allora, bravo Borghi, le dici anche in Lega al governo di una Meloni che ha votato per Ursula, inutile sorridere, tanto fanno quello che vogliono. Che fate allora, Maurizio?
Ancora, una volta si diceva che il diesel costa meno perché minori raffinazioni, oggi invece cosa si dice per il maggior prezzo del diesel sulla super? Sempre Maurizio, poi Giulio, usciamo da questa inutile Europa, riprendiamo gas e petrolio russo, e infine Pierangela da Milano che dice io ci sarò alla manifestazione del 18 aprile. Benissimo Pierangela, ci sarò anch'io, quando sei in piazza vieni da me a salutarmi e dimmi io sono Pierangela di Radio Libertà e sarò contento di abbracciarti e vi aspetto. Molto bene, senatore, allora grazie del suo tempo come sempre e al piacere di risentirci martedì prossimo e buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti, arrivederci. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Benissimo, e adesso noi ci prendiamo un momento di pausa e ci sentiamo Bruno D'Andrea, Nano Nano 1979, sì, la sigla di Mork, andiamo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco, sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù. Se prendo il tè, non proprio come fai te. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco. Ora che mi sei amico, non stupirti se ti dico che io parlo con le piante, mille piedi d'elefante. Perché vengo da lontano, ma qui da voi mi trovo bene che vuoi. Io non lo so se ci ritorno su Or. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco. Ora che mi sei amico, non stupirti se ti dico che io parlo con le piante, mille piedi d'elefante. Perché vengo da lontano, mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Mano, mano, la tua mano, 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 apri piano, mano, mano, batti il palmo, mano, mano, ora al fianco. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 19:33 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora abbiamo una breaking news, l'ANSA. La giornalista americana Shelley Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad, lo riferiscono diversi media nella regione, mentre il Ministero dell'Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne l'identità.
Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate, ha dichiarato il Ministero, aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga. Un sospetto è stato arrestato, scrive Ynet. Sono in corso ricerche per individuare altri individui coinvolti. Questo è quello che viene battuto dall'ANSA per quanto riguarda la collega Shelley Kittleson. Tra l'altro Shelley Kittleson ha anche questo spazio Instagram che adesso andiamo a vedere subito, vediamo come si racconta questa collega che lavora da Medio Oriente e Afghanistan e fa come base prevalentemente Baghdad, così lei si descrive. Ecco, ovviamente auguriamo le migliori fortune alla Kittleson e l'augurio è che sia restituita al più presto alla libertà, ma questo vi dimostra che questo mestiere, ahimè, non è un mestiere facile da fare, soprattutto quando ti trovi nell'occhio del ciclone e non c'è nessuna intelligenza artificiale che possa sostituire quello che Shelley Kittleson e tutti i colleghi fanno andando di persona o addirittura facendo proprio come base, prendendo proprio come base posti tipo Baghdad per raccontare un mondo non facile, soprattutto in questi anni così difficili e così tormentati. 0292947222, il telefono è aperto, andiamo a dare anche un'occhiatina alla BBC, vediamo se c'è qualche aggiornamento sulla Kittleson e vediamo un po' se c'è qualche novità per quanto riguarda la notizia del giorno, che è Trump, il quale sostanzialmente ha scaricato gli europei che batte la BBC alle 19:30, i ministri degli esteri di 10 paesi europei hanno emanato una dichiarazione congiunta chiedendo a Israele di evitare un ulteriore allargamento del conflitto in Libano e chiedendogli di rispettare l'integrità territoriale del paese. La dichiarazione condanna gli attacchi di Hezbollah contro Israele in appoggio all'Iran e dice che di appoggiare e incoraggiare il governo libanese a riprendere la sua sovranità sull'intero territorio libanese. Chiede anche un negoziato politico diretto tra Libano e Israele, dicendo che tutte le parti dovrebbero immediatamente dare il via a una de-escalation. Belgio, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, l'Olanda, Portogallo, Regno Unito e la capa della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, hanno firmato questa dichiarazione. Israele, ricorda la BBC, ha inviato delle truppe di terra nella zona meridionale del Libano il 2 marzo e ha anche lanciato una serie di attacchi lungo tutto il paese. Dichiara che sta provando a proteggere le comunità dagli attacchi di Hezbollah, che, come si sa, un gruppo di terroristi foraggiato dall'Iran. Secondo l'accordo di cessate il fuoco che aveva posto fine alla guerra nel 2024, Hezbollah avrebbe dovuto disarmare e abbandonare le sue posizioni nel sud del Libano. Siccome non l'ha fatto e anzi gli utili idioti dell'Iran hanno ben pensato di cominciare a bersagliare Israele da quel lato, Israele a quel punto, se è guerra per tutti, c'è poco da aggiungere. Che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto pigliarsi i missili da parte di Hezbollah o avrebbe dovuto spostare qualcosa come 70.000 cittadini come è stato nel corso della guerra dei 12 giorni? Anche questo è da riflettere. Maurizio Borghi non risponde mai. Amen. 0292947222, il telefono è aperto, oppure 340-670-9659 se volete dire la vostra. Andiamo a dare anche un'occhiatina, intanto andiamo in addirittura d'arrivo, andiamo a dare un'occhiatina a queste ultime notizie da parte dell'ADN Kronos. Iran, la nuova minaccia agli USA, Apple, Google, Meta nel mirino, i Pasdaran, consigliamo ai dipendenti di queste aziende di lasciare immediatamente i loro posti di lavoro se vogliono rimanere in vita.
Ancora, madre e figlia morte a Campobasso, uccise dal veleno, si indaga per duplice omicidio premeditato. L'Italia nega agli USA la base di Sigonella, Palazzo Chigi, pieno rispetto agli accordi internazionali. Ancora, sciopero autotrasportatori, il garante, revocare il fermo dei tir 20-25 aprile. E infine, l'Europa può colpire la Cina, ma non lo fa. Il nuovo paper CFR, nell'intervista con Eurofocus di ADN Kronos, la coautrice del rapporto Nina Schmelzer spiega quali carte può giocare l'Europa per non finire soffocata dalla potenza industriale e dalla coercizione economica cinese. Governo verso la proroga del taglio delle accise, nodo risorse, doppia partita incentivi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai col punto. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, welcome, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, sulle magiche onde di Radio Libertà. E adesso che cosa c'è? Il punto di Michele Caruso. Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del referendum sulla giustizia, che sono stati una batosta per l'esecutivo, e le dimissioni di Del Mastro, Bartolozzi e Santanchè. La Premier punta ad archiviare rapidamente la sconfitta al referendum e ricucire lo strappo con gli elettori. Interverrà in Parlamento il 9 aprile per un'informativa alla Camera e poi al Senato. Dal governo smentiscono le ipotesi di un voto anticipato, nessuno ci pensa, assicurato alla Farnesina Antonio Tajani. Il focus è sulla legge elettorale. Oggi parte in Commissione Affari Costituzionali, alla Camera l'esame, la maggioranza cercherà l'intesa con il centro-sinistra all'opposizione, ma la medesima per il momento fa muro. Dice che hanno fatto un premio che è una super truffa, dunque non si scherza con la libertà degli italiani, ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il caso del Mastro Caroccia continua a pesare come un macigno sul governo. Secondo i pubblici ministeri, la società di cui era azionista anche l'ex sottosegretario riciclava i proventi del clan camorristico senese. Per la segretaria del PD Elly Schlein è inaccettabile il silenzio in cui Meloni si è trincerata, ritenendo chiusa la questione con le dimissioni. Un j'accuse mossole che è veramente molto pesante, distante da qualsivoglia jubile. Pardon, il quadro, anche alla luce di quanto emerge in queste ore, si fa sempre più grave. In Forza Italia intanto si conclude il riassestamento. Maurizio Gasparri è stato eletto presidente della Commissione Esteri e Difesa al Senato, prendendo il ruolo di Stefania Craxi, che lo ha sostituito come capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Intanto Maggi dice che gli esteri usano l'Italia come uno zerbino, governo Meloni in cortocircuito. Pigliani parla di un'informativa di Meloni su attività governo, non su rimpasti o fantasie voto anticipato. Ancora si parla anche di un'indagine per truffa per quanto riguarda il deputato di Fratelli d'Italia Pisano, il cui parlamentare nega, dice lui si dichiara così estraneo alle accuse mossi. E poi Sigonella, Meliorino, a fanpage dice che il governo è depassato, Trump chiede autorizzazione in base a cose fatte. Comunque la Meloni, come ho già detto, dovrà riferire in Parlamento il 9 di aprile. Dunque è una situazione alquanto incandescente. Tu che cosa ne pensi, Antonino? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Buona serata a te. Allora, molto semplicemente, caso Del Mastro si è dimesso e quindi l'argomento mi sembra che sia abbondantemente chiuso. Per quanto riguarda il resto, Matteo Salvini, Tajani e la Meloni sono stati chiari, si va fino alla fine della scadenza naturale della legislatura, quindi il governo resta fino all'anno 2027. Dopodiché mi pare che la destra in questo paese abbia dimostrato di fare pulizia nel caso, chiamiamola pulizia. Non mi sembra nemmeno il caso, perché stiamo parlando di casi di presunzione di innocenza e di conseguenza
Chi si è dovuto dimettere si è dimesso. Mi pare invece che a sinistra gente che anche con qualche condanna passata in giudicato continua a stare dov'è, ma facciamo finta di niente. Chiudiamo infine con gli ultimi messaggi. Maurizio, non dovevano essere i paesi arabi a disarmare Hamas, ma noi non stavamo parlando di Hamas, stavamo parlando di Hezbollah che è in Libano. Va bene, allora bella gente, noi chiudiamo questa, ecco, tra l'altro visto che parliamo di Del Mastro, qui abbiamo l'ADN Kronos e vi vado a leggere l'ADN Kronos se riesco a recuperare questa benedetta pagina dove sarà indagine sulla società della famiglia Caroccia, la difesa ai PM dimostreremo l'estraneità di Del Mastro. Il difensore di Mauro e Miriam Caroccia metteremo a disposizione degli inquirenti atti e documenti che dimostreranno che nessuna somma di denaro proveniente dalla criminalità ha a che fare con la SRL. In un paese normale queste cose si discutono nei tribunali e non sui giornali o sui social. Va bene, con questo abbiamo finito, sono le 19:44 minuti e 32 secondi, un'ultima chiamata al volo, pronto chi è là? Arriva subito l'ascoltatore. Vai, non ti preoccupare Natalia. Vediamo un po', pronto chi sarà? Vediamo un po'. No, non è pronto? Sei pronto o non sei pronto? C'è. Pronto? Sì, Nicolò, ciao! Pronto, ciao Tonino, sei sempre un grande, sei grande, ti ringrazio sempre anche perché sei sempre presente, sempre con le tue osservazioni giuste. No, volevo soltanto dire che anch'io la mia, no? Ecco, siccome ormai bisogna anche dare a tutti quanti le proprie opinioni, le proprie lezioni, no? Perché mi sembra che tutti quanti si adattano a dare determinate soluzioni. Io, come semplice, no? Che ho sempre seguito la Lega, eccetera, mi sono appassionato alla Lega da sempre, però ho sempre guardato e ragionato anche con la mia testa, no? Io ho sempre visto che quando si voleva attaccare il governo, no, si attaccava sempre la Lega, no, eccetera, no? Per mettere in difficoltà la magistratura con la magistratura. Adesso mi accorgo, no? Che si è deviato il discorso, si attacca quelli di Forza Italia, cioè quelli del caso lì del Mastro, eccetera. No, ecco. Secondo me sta cosa qua è nata già prima, qualche anno, un anno, non è nata adesso, perché la fanno scoppiare poco, una settimana, 15 giorni prima del referendum, no, la fanno scoppiare. Intanto avevano già preparato, lo sapevano, no, vinceva, lo sapevano perché hanno organizzato proprio fin da subito, no, questa protesta, è ormai da un anno che andava avanti questa protesta, tutto questo movimento che hanno creato, quindi è stato tutto preparato per far saltare questo governo, questo è il punto vero. Utilizzando questo caso del Mastro che non è nato ieri, è nato già da qualche mese perché loro controllano tutto, li ci controllano e li fanno usare, scoppiare le cose quando è il caso, quando è importante fare scoppiare. Con la Lega l'hanno fatto per tanti anni, poco prima delle elezioni facevano scoppiare un caso, attaccavano la Lega proprio per mettere in difficoltà. Me ne ricordo io queste cose qua e noi viviamo la stessa cosa. Noi dobbiamo andare avanti perché vedi, questo governo è un governo che fa capire cos'è la democrazia. La democrazia ci si confronta, si va a votare, no, e i cittadini scelgono dei partiti, un governo politico, non tecnico, e questo governo va avanti fino alla fine della legislatura. Con tutte le difficoltà che si possono trovare all'interno, l'opposizione, fate l'opposizione, siete capaci di fare opposizione in modo corretto, perché è finita la storia di far cascare sempre i governi vanno avanti per tutta la legislatura e qui noi come Lega dobbiamo essere forti e andare avanti, per questo saremo tutti presenti il 18 aprile a Milano per far sentire la nostra voce. Noi ci muoviamo, ma quando si muove la Lega, il paese intero deve capire che la Lega si muove per difendere la libertà di tutto il paese.
Questa è la mia posizione. In alti cuori, viva Salvini e viva anche Antonino, che sei un grande. Ciao, buona Pasqua a tutti, viva la libertà, viva la resurrezione di nostro Signore e libertà. Ciao. Sei immenso. Buona Pasqua a te, grazie per i complimenti. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. E adesso ci salutiamo con Mino Reitano, Una ragione di più del 1969. Appuntamento domani alle 18:05 e 15, intrattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani, ti vorranno ancora, ma ci sarà chi me ne tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più. Mi hai chiesto talmente tanto, io non ho più niente per te. Ti amo, tu non sai quanto.